Buonasera, benvenuti e benvenute. Questa è la quarta puntata dell'ottavo ciclo di trasmissioni su Radio Cooperativa Padova dedicate alla salute mentale, un ciclo che si intitola Solo un salto e la ragione diventa follia. Io sono Anna Gatti, sono un familiare di due persone, tutte e due che hanno avuto o che hanno comunque un problema di salute mentale e mi occupo da alcuni anni appunto di curare queste trasmissioni su Radio Cooperativa Padova. Potete trovare, se siete curiosi anche di sentire o di risentire questa trasmissione sul canale YouTube Solo un salto e la ragione diventa follia, potete trovare le registrazioni che sono divise in tre parti. Oggi torniamo a parlare di un argomento che per me è molto importante, molto interessante, che è il budget di salute. Il budget di salute è uno strumento che viene utilizzato per persone che hanno una malattia psichiatrica grave in alternativa, come vedremo, all'inserimento in una struttura residenziale, che sono le comunità terapeutiche. E, oggi ne parliamo di questo strumento perché consideriamo anche il fatto che per la residenzialità, per le comunità terapeutiche, si spende all'incirca il 50% del totale che viene speso per la salute mentale, quindi è un'importante voce di spesa la residenzialità e quindi il budget di salute, che è una forma alternativa alla residenzialità, è sicuramente l'implementazione è sicuramente importante, ma vedremo poi di approfondire questo argomento con due esperti che sono, li presento subito, il dottor Tommaso Maniscalco, buonasera. Buonasera a lei, signora Gatti. Allora, il dottor Tommaso Maniscalco è medico psichiatra, è direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ULSS 7 Pedemontana ed è stato fino al 2023 dirigente esperto a supporto per l'area salute mentale e sanità penitenziaria presso la Regione Veneto. È coordinatore del gruppo interregionale sulla salute mentale presso la Conferenza delle Regioni ed è anche stato coordinatore della commissione della Regione Veneto di studio per il budget di salute. Da questa commissione, dove sono stati condotti dei lavori, poi è stata redatta la delibera della Giunta regionale del Veneto numero 1364 del 2024, che è stata pubblicata a fine di novembre, che è una delibera che ha introdotto, come vedremo, ne parleremo meglio appunto nel corso di questa puntata, che ha introdotto il budget di salute anche nel Veneto. È con noi anche il dottor Zanolini, buonasera. Era Il dottor Stefano Zanolini è psicologo, psicoterapeuta ed è direttore del servizio di integrazione lavorativa e attività riabilitative psichiatriche della ULSS 8 Berica. Dagli anni 90 si è occupato, rivestendo ruoli direttivi, di percorsi di riabilitazione nell'area del Vicentino. Ha fatto parte appunto di questa commissione di studio della Regione, della Regione Veneto per il budget di salute che ha condotto i lavori preparatori per questa delibera regionale, abbiamo detto, del numero 1364 del 2024, che ha introdotto anche nel Veneto il budget di salute. Poi ci sono con noi anche Corrado. Buonasera, buonasera ragazzi. Buonasera, ciao Corrado, buonasera Corrado e Giovanni. Buonasera. Buonasera, e Corrado e Giovanni ci parleranno nella seconda parte di questa trasmissione della loro esperienza, perché loro hanno fatto un'esperienza di budget di salute, cioè vivono non in una comunità terapeutica, ma come vedremo in un appartamento e ci spiegheranno insieme al dottor Zanolini com'è che sono arrivati ad utilizzare questo strumento riabilitativo e come si trovano. Va bene, allora sentite, io comincerei subito con la prima domanda, che è quella di cercare di capire, insomma, a chi non lo conosce, che cos'è il budget di salute applicato alla salute mentale e in quali situazioni, per quali situazioni è pensato e su quali principi si basa. Chi comincia? Anna, comincio io? Va bene, È il dottor uguale, Maniscalco. tanto poi. Allora, intanto grazie dell'opportunità di questa trasmissione perché il budget di salute è uno strumento importante, innovativo, sicuramente in Veneto, ed è uno strumento nuovo che, correggo quello che diceva prima lei all'inizio, signora Gatti, non va a sostituire nulla, si aggiunge.
è un'arma in più che abbiamo, è un'arma in più. Allora, provo a dire in due parole di cosa si tratta e come si declina. Allora, intanto è uno strumento di integrazione. Io userei questo termine, cioè va a mettere assieme diverse risorse, diversi pezzi, diversi pensieri per centrare e cucire un progetto di cura il più aderente e il più adeguato possibile sulla persona. Quindi si sposa col concetto di integrazione sociosanitaria, che vuol dire convogliare risorse sanitarie che siamo abituati a farlo, ma investendo anche su risorse sociali che devono essere armoniche con i progetti e legandoli a quello che si definisce progetto di vita, cioè quello che è la traiettoria di vita di una persona nella maniera più personalizzata possibile. Quindi questo è il budget di salute. La cosa che va detta da subito è che va ad integrare gli altri strumenti di cui già disponiamo, che sono strumenti riabilitativi importanti, legati a aspetti territoriali, residenziali e semi-residenziali, e va a completarli ed integrarli su tre filoni che sono formalmente descritti nel documento dell'Istituto Superiore di Sanità, che è la base tecnica su cui poi si sono sviluppati i lavori anche del nostro gruppo di lavoro, che lei prima citava, e che sono lo sviluppo dell'abitare supportato, quindi la residenzialità leggera, che è un filone molto importante, lo sviluppo della preoccupazionalità, quindi tutto quello che porta all'autonomia e alla, diciamo, autonomizzazione e evoluzione in termini di lavoro, e poi l'altro tema altrettanto importante che ha a che fare con l'inclusione sociale, cioè la possibilità, la capacità di integrarsi all'interno della propria tessuto connettivo di appartenenza. Questo è grosso modo. Poi questo budget di salute è stato già, come dire, sperimentato e utilizzato in altre regioni italiane e evidentemente con delle difficoltà poi di tipo tecnico che in Veneto sicuramente cercheremo di superare, insomma. Non so se intanto ho dato una Sì, farina. sì, sì, certo, certo. Ehm, volevo, adesso, poi forse ne discuteremo ulteriormente, ma il budget di salute in alcune regioni, per esempio in Emilia-Romagna, è evidente, se uno legge i documenti, che è stato anche utilizzato per diminuire la residenzialità, cioè per togliere persone che stavano in comunità terapeutiche e per inserirli in progetti di budget di salute. Quindi lei non pensa che questa modalità di utilizzo verrà applicata anche nel Veneto? Guardi, le do due dati, giusto per capire subito questa cosa. Allora, il Veneto, guardi, cito una fonte chiara che tutti possono verificare, che è l'ultimo report Sisma, che è uscito qualche giorno prima di Natale. Se si va a vedere la tabella 5.2, dove ci sono, come dire, i tassi di strutture per 100.000 abitanti, in questo caso strutture residenziali, la media italiana è 3,3, quindi 3,3 strutture per 100.000 abitanti, il Veneto ne ha 2, ce l'ho davanti perché per altri motivi, ne ha 2,5, quindi abbiamo meno della media italiana, non penso l'obiettivo sia ridurre, e l'Emilia-Romagna ne ha 5 rotti, cioè ha il doppio delle strutture del Veneto, quindi è chiaro che l'Emilia-Romagna ha un bisogno di due strutture, perché usa la residenzialità molto più del Veneto. Quindi, se torniamo nella nostra regione e andiamo a vedere appunto quelli che sono i dati del report, ma si può vedere anche nella spesa pro capite che c'è in fondo, alcune regioni hanno bisogno di ridurre la residenzialità e quindi puntano su questo. Ma io credo che, visto che questo strumento è stato anche finanziato in Veneto con una dotazione specifica e definita, che l'obiettivo non sia andare a sostituire. Certo, laddove c'è inappropriatezza va sostituito. Laddove c'è un'appropriatezza, quindi si lavora bene, qualità, verifica, tutto quanto, eccetera, diventa un completamento, diventano percorsi di uscita, di dimissione, di autonomizzazione dalle strutture istituzionali. Quindi è una sorta di completamento, almeno dal mio punto di vista. Poi i numeri sono quelli, quindi è chiaro, laddove c'è un eccesso di residenzialità, l'Emilia purtroppo non brilla in questo senso, è chiaro che c'è bisogno di ridurre. Capito? Sì, non avevo presente le statistiche tra le diverse regioni che effettivamente sono molto, molto diverse, cioè le percentuali sono variano decisamente. Senta, allora, la prossima domanda la faccio al dottor Zanolini, così sentiamo un po' tutti e due. Allora, perché è importante anche da un punto di vista terapeutico la partecipazione dell'utente e dei familiari?
E in che senso si parla di partecipazione? Cosa significa in concreto per i budget di salute? Allora, io vado un po' ad integrare quello che ha detto il dottor Maniscalco, perché il principio del budget di salute di per sé è un principio molto semplice, è l'applicazione del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato di ogni utente. Cos'è che è successo in passato? Che questo progetto veniva fatto fondamentalmente sulle persone e non con le persone in molti casi, cioè non c'era al centro il ruolo fondamentale della persona che doveva cucire insieme ai curanti il progetto, anche perché mancavano alcune delle risorse. Non è da moltissimo tempo che si parla di abitare supportato, la DGR 1673 è del 2018, abbiamo visto a suo tempo che le diverse realtà venete avevano, come dire, tutte delle caratteristiche diverse rispetto ai percorsi di autonomia, no, degli utenti. C'erano alcuni più avanzati che avevano già sperimentato dei percorsi prima, altri magari erano rimasti indietro. Quindi di per sé è una cosa semplice il budget di salute, è mettersi attorno a un tavolo l'utente, la famiglia, gli operatori, i servizi sociali del territorio e ragionare sul percorso che resta. Tra l'altro, cosa è che anticipa il budget di salute? Una cosa molto interessante che è uscita quest'anno, che è la legge 62 sulle persone con disabilità, che non parla di budget di salute, ma parla di progetto di vita, no, che è ancora più elevato. Cioè il progetto di vita è quali sono le cose che in questo momento una persona ha bisogno e come possiamo co-costruirle insieme per arrivare a quell'obiettivo. Ora, il Veneto non l'ha mai applicato come sperimentazione, ma la presenza oggi di Giovanni e Corrado e molte altre realtà venete e anche una ricerca che abbiamo condotto in sede di gruppo di lavoro 2 anni fa e l'anno scorso, aveva messo in evidenza che pur senza la DGR tutta una serie di esperienze in Veneto che potevano in qualche maniera avvicinarsi al concetto di budget di salute già c'erano sia nel filone dell'abitazione che nel filone dei percorsi lavorativi che di socializzazione. Ecco, e non Sì, la necessariamente. interrompo un attimo soltanto per ricordare, no? L'ha già fatto il dottor Maniscalco, che quando si parla di riabilitazione noi parliamo sempre di questi tre, diciamo, aspetti della riabilitazione, che sono, lo ripetiamo, l'abitare, il Evitare lavoro percorsi di integrazione lavorativa e percorsi di socializzazione e di. e la socializzazione, insomma, no? Sono La poi volta scorsa noi abbiamo parlato molto di lavoro perché abbiamo parlato dell'IPS nella puntata precedente, se qualcuno vuole andarla a risentire. certo. Mi scusi, Sono i tre ora, elementi fondamentali della vita non solo degli utenti psichiatrici, ma fondamentalmente sono gli elementi fondamentali della vita di tutti noi, questa cosa. Per cui è fondamentale mettersi attorno a un tavolo e centrare il tema con le persone e anche con le famiglie, perché spesso e volentieri le famiglie sono state vissute in passato più come una controparte, ma abbiamo scoperto che quando abbiamo cominciato a ragionare in tematiche di budget di salute o dei percorsi terapeutici insieme, le famiglie sono diventate delle risorse. Non a caso ricordo, ma è un esempio nostro, che sui 15 appartamenti che in questo momento abbiamo attivi, ben 5 sono dati a disposizione dalle famiglie, quindi sono diventate risorse per il proprio utente, ma anche per altri utenti, perché in quell'appartamento lì, con quell'utente, sono andati a vivere altre persone. Ecco, questo è il passaggio fondamentale. Volevo solo citare un elemento sulla domanda che aveva fatto prima il dottor Maniscalco, se il budget di salute va a sostituire o meno la residenzialità. No? Allora, io penso che sia un processo evolutivo, nel senso che noi dobbiamo porci la domanda di qual è l'obiettivo più importante, la necessità più importante che ha ogni singolo utente in quel momento. Se per budget di salute intendiamo la possibilità che nelle comunità terapeutiche non permangano per tempi eccessivi o successivi le persone che avrebbero le risorse, le capacità per ritornare nel territorio, lì il budget di salute è fondamentale. Ma non è mica detto che all'inizio di alcuni percorsi, in particolare con giovani molto gravi, sia fondamentale un percorso di comunità, perché se non si riesce a costruire quello, poi tutto il resto che arriva dopo è senza. Io lo vedo ad esempio adesso da un anno, quasi un anno e mezzo sono direttore del servizio di integrazione lavorativa,
vedo molti giovani che arrivano e dicono io so andare a lavorare, voglio andare a lavorare. Poi gli mancano quelli che sono i requisiti e le risorse per stare, no? Sul posto di lavoro, che se non si costruiscono prima, durano un giorno, durano 2 giorni, al terzo giorno se ne vanno via. E questa è la funzione che dobbiamo pensare un domani delle comunità terapeutiche, cioè dare le basi dei requisiti tali perché con tempi adeguati le persone possono uscire e rientrare nel territorio. Oggi questa opportunità non c'era, perché se una persona riesce ad evincersi da una famiglia e riesce a fare un buon percorso di comunità, senza le risorse del territorio, solo con le risorse della salute mentale, spesso e volentieri si procrastinano i tempi di permanenza in comunità e diventa quello che viene chiamato l'effetto cronicizzazione, no, della comunità. Ma con la risorsa del budget di salute, se si riesce a fare delle linee guida adeguate e a impiegare bene i soldi, secondo me in evoluzione le svuoteremo un po' di più le comunità, ma sarà un effetto secondario se applicheremo bene i principi del budget di salute. E svuoterete le comunità, ma anche cambierete un po' la comunità, cioè che la comunità diventa sempre più un posto in cui la permanenza è relativamente breve. Diciamo che deve essere terapeutica, poi sulla tempistica è molto legata anche lì al singolo individuo e alle gravità dei percorsi, ma deve essere un percorso terapeutico e non di mantenimento. Ok, Almeno questa è la mia idea, non so, dottor Maniscalco. Posso integrare? Intanto ringrazio Stefano, certo. perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto, ma cito un passaggio della programmazione regionale in più. Come diceva Stefano, dottor Zanolini, la prima volta che si parla di abitare supportato, che è uno dei filoni importanti del budget di salute, è nella delibera 1673 del 2018, in cui da una parte c'è l'allegato dell'abitare supportato, dall'altra, e il Veneto prima e unica fra le regioni, mette dei tempi massimi di permanenza nelle strutture comunitarie, proprio con questo obiettivo. Cioè, quindi, tornando a quello che dicevamo, è uno strumento importante che va a essere complementare e integrativo per rendere riabilitative le strutture, non per sostituirle, ma per farle lavorare meglio e in maniera più finalizzata. Questo è il senso del budget di salute, perché altrimenti si rischia di dare aspetti miracolistici, mentre è uno strumento importante che deve essere complementare a tutto il resto. Glielo dico perché poi quando ci siamo confrontati con altre regioni, eravamo assieme, io e Stefano, in meet con gli altri componenti, eccetera, non è che abbiamo scoperto grosse cose, nel senso che in altre parti il budget di salute va a sostituire, insomma, vabbè, ne parleremo se vuole, ne approfondiamo, ma insomma, la logica è quella della integrazione e complementarietà con gli strumenti esistenti per farli funzionare meglio. Quindi d'accordissimo, grazie Stefano, che l'hai chiarito in modo chiaro, insomma. Senta, io sempre ho presente il libro sul budget di salute, l'ultimo libro che è quello a cura del dottor Fabrizio Starace, in cui però a un certo punto, anche su questo, non solo si parla di una diminuzione, almeno in Emilia-Romagna, abbiamo capito che in Emilia-Romagna erano già troppe le comunità terapeutiche, ma si parla anche di una diminuzione, almeno a Bologna, della centri diurni, che sono dei centri di riabilitazione in cui le persone con difficoltà, con problemi importanti, sono accolte e fanno un percorso di riabilitativo. Pensate che anche da questo punto di vista ci sarà una modifica rispetto all'attuale situazione di configurazione dei centri diurni? Allora, guardi, le dico la mia, poi ascolto volentieri il dottor Zanolini. Sicuramente mi dica la sua. Io credo, nel senso che mi piace, è bello bella questa trasmissione perché si può anche confrontare in termini anche dinamici. Allora, la programmazione è dinamica per se stessa, quindi noi non possiamo prevedere il futuro, possiamo mettere in campo degli strumenti. Dal mio punto di vista, tutte le armi che abbiamo, le risorse che abbiamo vanno ben centrate. Le faccio un esempio. Noi abbiamo costituito il gruppo di lavoro per sviluppare noi intendo il 7, perdoni, per sviluppare il regolamento che è richiesto dalla delibera nei primi mesi dell'anno. Nel gruppo di lavoro ci abbiamo messo dentro tutti, il responsabile dell'USD, ci abbiamo messo dentro dei tecnici che si occupano di territorio, USD sarebbe unità. operativa che si occupa della riabilitazione in ogni ULSS, compresa la nostra. Ci abbiamo messo dentro dei tecnici del territorio, ci abbiamo messo dentro i rappresentanti dei familiari AIDS, MEPSICHE 2000 e tutti assieme faremo questo regolamento. Perché? Perché se torniamo a quello che diceva prima il dottor Zanolini, cioè cucire un progetto personalizzato intorno a una persona, tutto serve. Perché al centro diurno si fanno determinate cose,
con le associazioni si fanno altre cose, nei luoghi di habitat supportato si fanno altre cose ancora, eccetera, eccetera. Al SIL si fanno altre cose ancora. Cioè tutto quello che in qualche modo, come una sorta di puzzle, sostiene il percorso di vita, quindi il progetto terapeuta individualizzato, che diventa formalizzato col budget di salute di una persona, ben venga. Quindi io trovare queste antitesi fra comunità e budget di salute, centri di ora e budget di salute, la trovo poco utile e poco opportuno, perché partiamo dal presupposto che ognuno delle risorse che abbiamo ha una sua funzione specifica. Ovviamente diamo per scontato, e lo dico perché il dottor Zanolini per molti anni ha diretto centri diurni evoluti, moderni e innovativi. Diamo per scontato che quella struttura in qualche modo applichi e faccia bene la sua funzione di tipo riabilitativo, perché se non lo fa, parliamo d'altro. Ma tutte queste risorse, dal mio punto di vista di direttore di dipartimento, servono a sostenere progetti di vita, ciascuno per la propria parte, con una regia che è nel case management del budget di salute. Quindi questo è un punto di vista. Se posso integrare, Certo. parliamo di centri diurni e allora su questo penso che gioco in casa, no? Voglio dire. Intanto la notizia è che a parte la 1673 sulla residenzialità, la 1364 sul budget di salute, nel frattempo è intervenuta anche una DGR che è la 1512 del 2022, attualmente in fase di applicazione, che rivede le funzioni dei centri diurni. Li rivede, guarda caso, su 3 livelli di intensità, che sono i giovani, i percorsi di formazione e lavoro e la domiciliarità, né più né meno di quello che stiamo parlando sul budget di salute. Quindi non è tanto sostituire i centri diurni, è leggere la funzione del centro diurno non più come lo si leggeva anni fa. Cioè il centro diurno non è una scatola, un luogo dove le persone vanno, stanno a fare delle attività e se ne vanno a casa la sera. Il centro diurno è una qualcosa di più diffuso. Cioè, il centro diurno è un pool di persone che all'interno organizzano l'attività e la vita delle persone nel territorio. L'esempio che abbiamo qui con Giovanni e Corrado, perché poi magari nella DGR sul budget di salute parliamo di case manager, no? Di coloro che gestiscono questi progetti, abbiamo degli operatori di centro diurno che non se ne stanno in centro diurno a fare il gruppo cucito o il gruppo cucina, ma vanno in giro negli appartamenti, vanno in giro dell'integrazione territoriale e supportano e aiutano le persone che vivono in questi progetti ad avere quella fase di socialità, quella fase di inclusione sociale che è una delle gambe del budget di salute. Allora non è tanto sostituire il centro diurno, ma dare a quel centro diurno una configurazione organizzativa di lavoro diversa, che è l'integrazione nel territorio. E questo è stato fortemente voluto da un altro gruppo di lavoro che con Tommaso e altre persone abbiamo fatto nel 2022 e 2023, che è stato ridefinire le funzioni dei centri diurni, perché avevamo in Veneto da molti anni, e su questo mi sono molto speso, centri diurni che avevano caratteristiche totalmente diverse, che avevano numeri e organizzazioni diverse. Fondamentalmente sotto la voce centro diurno c'era un po' di tutto, ma non c'erano definiti gli obiettivi di integrazione sociale. Adesso è in fase di attivazione, entro luglio 2025 tutti dovranno dare la propria configurazione dell'organizzazione dei centri diurni delle 9 ULSS venete e credo però che la strada che abbiamo aperto sia proprio una strada culturale, cioè quella del significato di che cosa vuol dire riabilitazione semiresidenziale, che deve andare a braccetto col budget di salute, perché non possiamo pensare che la socialità ce la dia magicamente il territorio se non si lavora sul territorio per fare inclusione. E questa funzione gli operatori del centro diurno la devono avere nel loro DNA. Benissimo, sì, mi ricordo che con il dottor Zanolini abbiamo proprio parlato in particolare dei centri diurni, credo 2 anni fa, insomma una trasmissione di 2 anni fa in cui queste cose erano già state dette ma vanno ribadite, cioè il discorso di non creare poi un ghetto, non so se è offensivo dirlo, ma insomma non creare una situazione in cui le persone sono tutte relegate in una, anche fisicamente in un posto, ma che
il più possibile implementare situazioni in cui le persone escono, vanno nel territorio, iniziano ad avere delle relazioni, imparano ad avere delle relazioni, perché poi il problema è anche questo, no? Che hai bisogno di qualcuno che ti supporti, come ti supporta nell'inserimento lavorativo. Va bene, io direi che per ora facciamo la prima pausa e nella seconda parte, come ho già anticipato, parleremo invece con Corrado e Giovanni proprio della loro esperienza particolare. Grazie.